Sardegna, mistero Manuela Murgia. Test DNA rivela verità scioccante. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Il giallo di Tuvisceddu a Cagliari prende una svolta shock. Il DNA trovato sui vestiti di Manuela Murgia non è del suo ex fidanzato 54enne. L'inchiesta sull'omicidio della sedicenne Manuela Murgia, trovata morta a Cagliari nel 1995, è un bivio decisivo. Per 30 anni i sospetti si sono concentrati sull'ex fidanzato, Enrico Astero, l'unico indagato per omicidio volontario. Ieri mattina i RIS dei Carabinieri hanno comparato il DNA di Astero con un pelo trovato sugli abiti di Manuela, ma il risultato del consulente della difesa è sconvolgente. Nessuna concordanza. Quindi, se non è il DNA dell'ex, di chi è il profilo genetico che gli inquirenti di Cagliari dovranno cercare adesso? L'omicidio della giovane Manuela torna nell'ombra. L'inchiesta ora si riapre su nuove piste, cercando il vero assassino di Manuela Murgia in Sardegna. È una svolta incredibile. Io ti chiedo umilmente un like a questo video, iscriviti al canale e continua a seguirmi per essere aggiornato su questa indagine e altri casi della cronaca sarda. Grazie per la visione e passa una bella giornata. Ciao!